Continuano le manifestazioni culturali di spettacolo e di intrattenimento a Cammarate in occasione della seconda edizione della Settimana della Cultura. Nella giornata di ieri, domenica, tra i tanti eventi proposti nel ricco cartellone predisposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Mangiapane, si è svolto un interessante spettacolo teatrale dal titolo Il tesoro di Manuk, con gli attori Salvo Traina, Davis Tagliaferro e Alessandra Silipo. La regia dello spettacolo è stata curata direttamente dal regista Salvo Traina. La Cultura 2022 qui a Cammarata. Stasera abbiamo il piacere di avere il regista Salvo Traina che ci parlerà di quello che rappresenterà questa sera insieme alla sua compagnia. Con piacere. Il tesoro di Manuk. Chi è Manuk? Manuk è un giovanissimo ragazzino rom della periferia romana, ma che in realtà potrebbe essere di qualsiasi altra periferia italiana, e farà un viaggio attraverso la cultura. Sarà inizialmente un omaggio a Pierpaolo Pasolini e via via il Manuk incontrerà tanti altri autori contemporanei, ma anche classici. Un'occasione per cambiare se stessi e probabilmente, almeno il nostro augurio, la morale di questa favola, poter cambiare un po' il contesto in cui l'individuo vive. Così Manuk si può riscattare, un po' come anche i personaggi pasoliniani, dove c'è questo continuo rincorrere tra la vita quotidiana e quello che si vorrebbe. Non vi svelerò null'altro, questa sera ci sarà la prima e vi aspettiamo. Grazie ai due attori, io mi sono divertito, mi sono introdotto durante la corsa e quindi per così un po' il piacere di stare tutti insieme e spero vi siate divertiti. Aspetta. Allora, con Davis Tagliaferro, Salvo Traina e Silipo Alessandra. Silipo, ho detto bene allora. Alessandra, un bellissimo applauso. Alla perché sono curioso di una cosa, Salvo. Si parlava del teatro di parola, mi hai detto questo è un teatro di parola. Sì, è vero, ci sono anche i corpi degli attori che sono nella scena, tagliano lo spazio, lo occupano, è proprio al minimo la scenografia. Questo perché? Perché c'è un percorso da fare. Sì. Il percorso è sempre quello, non solo è un teatro di parola, ma c'è stato stasera un pubblico di parola, cioè dire un pubblico attentissimo, un pubblico evidentemente che è già pronto per un determinato tipo di teatro. E questo non bisogna dimenticarlo mai, perché evidentemente se è iniziata qualcosa in questo periodo, in questo paese, vuol dire che siamo pronti per questo genere di iniziative. E dobbiamo dare ognuno il proprio contributo. Non c'è dubbio che quando nascono queste iniziative, qui c'è Alfonso, quando me l'ho chiamato 3 mesi fa, vuoi venire volentieri, no? Cioè dire, c'è un teatro di parola da una parte, ma c'è un pubblico che è attento e quindi è desideroso. Il mio scrupolo è sempre, dobbiamo essere sempre all'altezza, dobbiamo alzare l'asticella. Sia come noi, come artisti, di chi opera nell'ambito artistico, e sia il pubblico che deve anche essere più esigente. E questo forse oggi è possibile, avendo instillato in questi 2 anni, ho saputo dell'anno scorso del grande successo, e quest'anno ancora continua il successo, quindi bravi, continuate in questa direzione, io nel mio piccolo ci sarò insomma. Noi ti ringraziamo.